without love, where would you be now? Without love. Se uno psichiatra o un medico in servizio raccontasse eventualmente di quanto è una chiavica la salute mentale in questa città di merda, passerebbe un sacco di guai. Dopo questa prima riunione che fece Franco alle Lazzarelle. E la procedura, diciamo, come fai? Allora, la procedura... Metti tutti insieme o intervisti uno? No, il lavoro dei cantieri sociali si è in gruppo. Perché pensiamo che lottare per i propri diritti sia una strada possibile per recuperare un ruolo sociale. Non ci sono psicologi nell'Asilo Napolino, non ci sono mediatori culturali, non ci sono operatori sociali che vanno veramente, che si prendono carico, no, di persone che ne hanno bisogno, specialmente per quanto riguarda i giovani che magari possono ancora uscire, hanno le capacità pure per vivere un pochino in mezzo alla strada, in mezzo alle loro coetanei, e invece stanno chiusi in casa, abboffati di medicine, sepolti nella loro stanza, a fumare. Servirebbe di essere reinseriti nel mondo lavorativo, perché se queste persone non lavorano e non guadagnano e non tengono i soldi in tasca solo di loro, ma si sentono sempre, mia figlia rifiuta pure l'abbonamento dell'ANM dove c'è scritto che paga, capito? C'ha anche ragione. Bravo, che vuol dire? Vuol dire che a cavateria, non cava. E noi ci guardavano e lui dice ma è Paolo. L'urgenza purtroppo è una grossa rogna, è un impegno che ti rende difficile per esempio programmare e gestire tutto il circuito che va diciamo dai ricoveri agli interventi in sala operatori e via dicendo, perché evidentemente tu non puoi determinare a priori che diciamo tieni tutti gli spazi a tua disposizione. Questa cosa qua però che attiene molto pure agli interessi privati che circolano in questi ambiti, non può essere più tollerata in questa città dove abbiamo dei picchi di mortalità evitabili che sono spaventosi, vergognosi. Abbiamo delle punte di eccellenza, sicuramente, sia al Santo Buono, all'ospedale Mare ci sta un UTIC che è qualcosa, diciamo, tra i migliori punteggi nazionali, per esempio per quanto riguarda l'Agena. Però poi abbiamo degli abissi, abbiamo il Casarelli che puntualmente almeno 2 o 3 volte all'anno va in crisi, scoppia di barelle, la gente, i medici che appunto hanno fatto ultimamente una protesta,
lamentano il fatto che giustamente per ogni turno non riescano a visitare centinaia di pazienti, con la possibilità drammatica di fare degli errori di diagnosi e di terapia. Quindi diciamo si assume delle responsabilità che veramente sono al di là dell'umanamente sopportabili. Questa cosa qui deve finire e per questo noi stiamo qui a denunciare questo fatto. Poiché chiaramente la risoluzione strutturale del problema dell'emergenza, ma di tutta la sanità campana, attiene alla formazione del personale, che tra l'altro il personale sanitario, medico e paramedico, se non ha cognizione, contatto proprio nel percorso educativo dell'urgenza, avrà sicuramente delle grosse difficoltà nel momento in cui sarà immesso nel circuito diretto. Allora, tutta questa carenza sarà risolta solo se sarà abolito il numero chiuso a medicina e alle professioni sanitarie. Ma intanto che si aspetta che questo ciclo si apra e si chiude e si conclude con risultati positivi, dobbiamo necessariamente dare una risposta e non è possibile tollerare, ripeto, delle sacche di privilegi. C'è gente che sta in prima linea come Cardarello, l'ospedale del Maro, ma pure il Pellegrini Vecchio, gli unici due ospedali dell'ASL Napoli 1 sono Pellegrini Vecchio e San Paolo, che sono ancora aperti. Questa gente qua ha dei turni insopportabili, ha una pressione lavorativa incredibile e poi ci sta gente invece che dietro, diciamo, delle scuse formali si barrica e non dà una mano. Guardate, è una questione proprio di risposta civile a questa città che non si merita questo tipo di trattamento. Ci sono i compagni. Sembra Lazzarello. Come dire? Sì, lateralmente, ma non lo so, io mi chiedo da Ormai c'è un diritto alla cura e all'assistenza medica che si è depauperata in tutta Italia, è un problema nazionale, però naturalmente qua a Napoli lo viviamo sulla nostra pelle tutti i giorni da cittadini napoletani. La chiusura degli ospedali del centro storico, medici di base che non se ne trovano, pronto soccorso che sono ormai al collasso, lo stesso personale medico non ce la fa più. Io penso che il diritto proprio alla cura e all'assistenza medica pubblica si stia ormai immiserendo. Abbandonato completamente. Sì, il problema è esattamente questo, infatti siamo qui da cittadini proprio perché la questione sanità, e naturalmente parliamo da campani, è una questione importante e fondamentale soprattutto sul territorio, nel senso che numeri se ne fanno tanti, cifre se ne citano tantissime, interventi è una lista continua di cose che si fanno, però poi di fatto concretamente sul territorio mesi e mesi di attesa per degli esami specialistici e quindi in realtà c'è una discrepanza tra il mondo raccontato dalla politica di qualsiasi colore essa sia a livello nazionale e regionale. Il problema non è più di bandiera ma è il problema sociale, civile e umano. I cittadini hanno bisogno di essere assistiti e seguiti da persone, da esseri umani e non da clienti. Ecco perché siamo qui, è necessario. La presenza nostra qui al Policlinico è perché sono stati stanziati 2.400.000 euro e sono anche stati spesi per creare una struttura di pronto soccorso. Dove questo? Questo a Napoli. I due policlinici, Vanvitelli, che è questo qua, e il Federico II.
sono gli unici policlinici che non hanno pronto soccorso. È una vergogna, è una cosa assurda, perché gli stessi specializzandi vanno in altre strutture ospedaliere per fare, voglio dire, pratica. Ma è assurdo che un'università, no, non svolga un ruolo di preparazione, diciamo, dei propri medici perché non hanno pronto soccorso. L'anomalia è questa, che non c'è nessun professore, sia della Federico II che della Vanvitelli, che dice no, noi non siamo d'accordo ad aprire il pronto. Sono tutti d'accordo. Però non lo possono dire. Però non lo fanno perché mantengono un privilegio, e voglio usare questo termine anche se ormai, voglio dire, non è più in disuso perché siamo in un'altra fase, il privilegio baronale di venire in questi luoghi dove le persone, i cittadini si ricoverano, però sono le persone che passano tramite i loro studi. Di fatto, diciamo, sono strutture quasi da clinica, passano tramite i loro studi e trovano poi gli interventi in elezioni in questi posti. Così non va bene. Noi teniamo dei lazzaretti, teniamo il Cardarelli che è un lazzaretto, teniamo l'ospedale del mare che è un gioiello, ma purtroppo è sovraccaricato di emergenza, che è diventato un lazzaretto. Noi individuiamo innanzitutto nella regione Campania, premesso che è da dire che lo stato che, di dramma della sanità è uno stato nazionale, però siccome con quella maledetta riforma del titolo quinto della Costituzione hanno portato, diciamo, la sanità nella gestione regionale, noi andiamo ad individuare come interlocutore e quindi come persona che è responsabile di questo sfascio in Campania nel presidente De Luca. Perché nel presidente e nella sua giunta? Perché De Luca ha la delega alla sanità. sanità. Non aveva lasciato, sono 8 anni. Certo. In questi 8 anni che cosa è successo? È successo che la medicina territoriale è saltata, alcuni servizi sono saltati, gli ospedali sono chiusi, riduzioni dei posti letto, cioè praticamente questo ha fatto una bomba atomica che ha distrutto uomini, quindi mancata assunzione, sovraccariche di lavoro, e le strutture sanitarie non ci sono più. È facile che tu chiudi gli ospedali e fai un piano di rientro però sui tagli, non sul recupero degli sprechi. De Luca è riuscito a rientrare nel bilancio perché ha chiuso gli ospedali, ha ridotto i posti letto, ha abbassato i tetti, diciamo, esternamente, che le persone non riescono più a farsi un'analisi, e non ci vuole niente, insomma, no, non ci vuole niente. Quindi questa cosa, che cosa sta favorendo? Sta favorendo le imprese private della sanità, cioè qui ci deve essere un intervento pesante della magistratura È una delle richieste che fa. per vedere chi in questi anni di gestione De Luca, chi si è arricchito. Sono i privati. Sono i privati.